Amici di Bella Sicilia, mi trovo a Sinagra, Perla dei Nebrodi, e sono in compagnia con la Presidente della Prologo, con l'assessore Marzia Mancuso, con padre Pietro Pizzuto e con il vice sindaco di Sinagra, perché qui si inaugura oggi una mostra di presepi esclusiva. Esclusiva proprio, ha detto bene, perché abbiamo lavorato tanto per portare qua tantissimi artisti, uno più bravo degli altri, e anche tanti bambini, perché far partire i bambini con questa arte è molto importante. Ricordiamo, siamo a Palazzo San Leo, siamo al centro della Perla dei Nebrodi, al centro di Sinagra, e sono in esposizione oltre 100 presepi che arrivano da tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia, anche uno da Vicenza. Io salto l'assessore di Sinagra, perché qui ci sono tantissime tecniche. Sì, tantissime tecniche, tantissimi colori e tantissimi materiali, quindi l'Essoro ha avuto praticamente il culmine in tutti questi presepi bellissimi portati da questi artisti, e siamo veramente contenti di questa mostra. Dicevo ad Enza, dalla Presidente della Prologo, qua nel Palazzo San Leo, nella location più bella che abbiamo di Sinagra, la ospitiamo da 4 anni e invitiamo tutte le persone amanti di di queste arti presepiali a venire proprio a Sinagra. Noi li aspettiamo con le porte aperte, Ma diciamo. non ci sono solo i presepi a Sinagra, cosa ci aspetta? E a Sinagra ci aspettano una serie nel cartellone delle festività natalizie. Abbiamo già iniziato con l'accensione del grande albero nella festa, nella piazza, con una serata dedicata agli agrumi, perché quest'anno il cartellone natalizio è stato dedicato al Festival degli Agrumi, anche perché Sinagra è un paese diciamo che proprio l'agricoltura una volta era basata proprio sulle arance e sui limoni, e quindi noi abbiamo fatto omaggio proprio a questo, agli agrumi. E anche stasera abbiamo dato apertura alla mostra Agrumi nell'arte, e ci aspetteranno tante cose belle. Dal cibo, anche perché Sinagra è rinomata per il cibo, dal suino nero a tante altre cose. Abbiamo tante serate, anche serate danzanti, il calendario della Proloco. Comunque, siamo qua, Sinagra, provincia di Messina. Padre Pietro Pizzuto. E qui io mi devo inchinare alla cultura religiosa, perché il presepe cosa rappresenta? Il presepe essenzialmente rappresenta Gesù bambino, è lui il festeggiato, non dimentichiamolo. Gesù bambino significa Dio si è fatto bambino, quindi si è fatto bisognoso, vuole avere bisogno di noi, del nostro amore e della nostra attenzione. Auguri a tutti. Padre Pietro, ci sono tanti presepi, ne parlavamo prima mentre li stavamo guardando, tante espressioni di arte, ma il comune denominatore è sempre lo stesso. Certo, il comune denominatore non può essere che la natività, Gesù bambino. Già sentiamo la musica, non so se i nostri ascoltatori lo ascolteranno, sono in grado di sentirla, e che Gesù bambino porti pace a tutti, è il mio augurio. Vice sindaco, Sinagra sempre attiva, sempre presente, e soprattutto a Natale naturalmente. Sì, siamo attivi grazie alle associazioni che ci collaborano, grazie alla parrocchia, al contributo dei fedeli, diciamo di tutta la cittadinanza. Niente, diciamo il cartellone estivo e il cartellone natalizio è entrato proprio nel vivo e ci aspetteranno tante belle cose a Sinagra. E allora facciamo così, siamo al centro di questo bellissimo presepe, non possiamo fare altro che rivolgersi verso la Camera e mandare un augurio di buon Natale, di buon fine anno a tutti i nostri amici di Bella Sicilia. Auguri, buon Natale, buon Natale.